Buongiorno, io sono Vez e benvenuti nel mio canale. Questo è il mio primo video e non nego che ho tentato di registrarlo tipo 5000 volte. Questa camicia era ancora stirata quando ho iniziato a registrare, perciò non siate troppo cattivi. Quindi adesso vi spiego un po' chi sono e poi come è nato questo progetto. Perché ovviamente sono furbo, inizio a fare video ad agosto e poi sudo come un drago. Io sono Vez, ho 22 anni, sono della provincia di Modena e ho appena concluso il secondo anno di economia aziendale all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Questo progetto nasce per due motivazioni. La prima è provare a portare divulgazione economica su YouTube Italia e la seconda è un po' per quanto riguarda me stesso, perché sono una persona molto timida e molto poco social, quindi pensavo che questa avventura possa aiutarmi a diventare un po' più sciolto davanti alla telecamera o comunque in situazioni di public relations. Non so se si vede, ma sto iniziando a sudare proprio come non so cosa. Quindi qual è il mio intento in questa nicchia così satura come quella economica? Il mio intento è quello di portare, come ho detto, divulgazione economica, che non riguarda quindi tutti quei video di grandi influencers come Marcello Ascani, Montemagno o comunque Michele Boldrin, non so, ce ne sono tantissimi. Io voglio fare un qualcosa di un po' diverso, voglio spiegare con concetti semplici le basi dell'economia o comunque dare gli strumenti a chi è interessato di economia senza averla studiata di poter leggere un Sole 24 ore o capire i fatti di cronaca o cose così. I fatti di cronaca sono quelli economici? Non saprei. Mentre la mia camicia diventa evidentemente sempre più bagnata, vorrei ringraziare Dario Brezzanini che mi ha un po' spronato a iniziare questo progetto dicendomi che effettivamente questa era una nicchia vuota e io avrei tranquillamente potuto ricoprire questo compito. Sia chiaro comunque dall'inizio che il mio target non sono gli addetti ai lavori, non sono persone che già conoscono l'economia o fatti economici o linguaggio economico. Io voglio stare proprio terra a terra con un linguaggio facilissimo per far capire a quelle persone che non hanno studiato economia i concetti economici. Solo questa è la mia missione. Perché sono sicuro che almeno una volta nella vita, tu che mi stai ascoltando, hai pensato, ma come mai devo essere preoccupato per lo spread che si alza? Che cos'è lo spread? Sei andato a cercare un qualche articolo su internet e hai desistito tranquillamente, lo so già, perché tutti quanti gli articoli parlano con un linguaggio che non è accessibile a tutti semplicemente. Comunque non la tirerò per le lunghe perché davanti a questo faretto, questi faretti, perché ho allestito un set molto improvvisato, budget zero, mi sto completamente sciogliendo, quindi penso che vi saluterò qui. Quindi, come dicono tutti i grandi youtubers, iscrivetevi, mettete like, condividete, attivate la campanellina, vediamo se me li ricordo tutti, mandatemi in tendenze e niente, un saluto, ciao!